fuori quello che hai. Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie a Radio Libertà, grazie alla nostra regista Seva e grazie a tutti coloro che ci danno l'opportunità di poter esprimere il nostro parere per quanto riguarda come base noi ci riferiamo al codice della strada e a tutto ciò che riguarda i movimenti, la temperatura, l'ambiente, eccetera, i comportamenti. Noi come associazione abbiamo l'ufficio rapporti sociali, che è una nostra associazione di volontari creata e formata solo da personale volontario che si interessa delle problematiche riguardanti i patronati, poi il sociale, il legale, i condominiali, i CAF, eccetera. Qualunque tipo di problema la gente può chiamare. Per quanto riguarda la nostra associazione Ufficio Rapporti Sociali, il 328 07 15 232 o mandare delle email con ufrapportisociali@libero.it, tutto minuscolo, e noi siamo presenti come ufficio con la presenza fisica a Lone in via Volvera 3 il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16, per modo che voi telefonandoci al 328 07 15 232 prendete l'appuntamento e fisicamente potete poi parlare con chi avete bisogno, se si riferisce alle pensioni, le reversibilità, i conteggi, le emergenze abitative, i bonus vari, informazioni di vertenze civili, penali, sociali, insomma, e quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il prossimo mese, lì a giugno, così, tutte le novità che ci sono, tutte le cose che volete fare, potete in questo momento approfittare di chiamare la radio, se volete farlo, allo 02 92 94 7222, prendono nota e se magari c'è lo spazio faranno anche intervenire, oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Oggi avremmo dovuto avere con noi anche Claudio Lipodio, perché rientra con noi nella conversazione e nelle discussioni, solo che lui è in Brasile e dovrebbe essere in collegamento tramite Skype. Quindi qui abbiamo dei problemi con la nostra radio, diciamo, emittente, e non riusciamo a avere lo Skype di collegare, quindi oggi non lo possiamo avere. Però abbiamo con noi quello che non mancherà mai, il mio braccio destro che vale 2 bracci destri, l'architetto Arturo Calligaro, che credo che sia già collegato con noi, perché oggi parleremo di problematiche per quanto riguarda soluzioni tecniche e anche soluzioni di parere politico, essendo Arturo Calligaro un grande politico per quanto riguarda il Piemonte, almeno da più di 30 anni, e quindi anche consigliere della città di Moncaglieri, e quindi per quanto riguarda Moncaglieri, il Piemonte e tutto quello che si riferisce a livello politico e tecnico è la persona giusta. Quindi se Arturo è in collegamento mi permetto già di chiedergli scusa, perché anche lui non è come noi che sta tanto bene, però io purtroppo gli rompo le balle perché è la persona giusta al posto giusto, e quello che dice lui la gente non lo contesta perché sa che parliamo di cose che succedono magari il 7 marzo alle ore 23 e noi l'8 marzo, grazie appunto alla nostra Radio Libertà, alle 11 del mattino spieghiamo cosa sta succedendo. Arturo, se ci sei ti do il benvenuto e poi ti dirò di cosa inizio a parlare, perché sono già venuti anche ieri in ufficio a darmi delle, critiche per quanto riguarda soprattutto i carburanti. Ciao Arturo, ci sei? Benvenuto. Ciao Luigi, ci sono. Un saluto a te, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla nostra radio e alla nostra regia che ci consente questo collegamento.
Vai pure, Sì, io sono qua ad la grande ascoltarti azienda, e sì. introduci La tu grande azienda è gli sempre proprio argomenti della disponibile, anche giornata, se è nuova. quelli più cogenti, come si suol dire in termini forbiti, quelli più attuali. Vai pure, Luigi. Allora, Arturo, per piacere, dovresti dare in questo articolo che ti leggo prima il parere tecnico e anche politico, perché vogliamo, io non so, dimmi se dico una cazzata prima di intervenire, ma la benzina che io uso a Trapani è uguale a quella che uso a Torino o è diversa? Il gasolio è diverso, il GPL è diverso, il metano è diverso, perché? Il prezzo della benzina, dice, è composto da diverse componenti, delle quali la più significativa è quella fiscale, che rappresenta circa il 58% del costo finale. Questa parte include le accise e l'imposta sul valore aggiunto, poi me li spieghi, IVA, che incidono notevolmente sul prezzo che il consumatore finale, dovremmo essere noi, dimmi se sbaglio, paga alla pompa. La restante parte, pari al 42%, è costituita dalla componente industriale che si divide ulteriormente in costo della materia prima e margine lordo. Quindi il costo della materia prima, che incide per circa il 30% del prezzo, quindi il costo della materia prima, quindi sarebbe quello che stavo parlando, è influenzato dalle quotazioni internazionali, dice, del petrolio e dal tasso di cambio euro-dollaro. Quindi il margine lordo, pari al 12%, è la parte su cui gli operatori possono agire per modificare il prezzo alla pompa, cercando di ottimizzare i propri guadagni in un mercato altamente competitivo. Cioè, grande Arturo, il prezzo dei carburanti in Piemonte è benzina al self 1,792, gasolio al self 1,701, parlo di stamattina, Arturo, GPL servito 0,723, metano servito 1,540. Questi sono i dati del Piemonte. In Calabria, Arturo, la benzina 1,838, non 7,92. Il gasolio al self 1,735, non 1,701. Il GPL servito 0,769, non 0,723, e il metano servito 1,559 e da noi 1,540. Un tuo parere, una spiegazione su quello che ho letto come base per quanto riguarda il costo dei carburanti e la parte politica. Vai Arturo, divertiti un po'. Sì, noi viviamo in un mondo dove le iniziative che sembrano migliorative, che quindi vengono propagandate come riforme sostanziali, alla fine della fiera vediamo che nel nostro paese rimangono, diciamo, la montagna che partorisce il topolino, no? Perché quando vi fu la liberalizzazione anche del prezzo dei carburanti, mentre prima era in un regime soggetto a controllo governativo, quindi tutti gli aumenti dovevano passare da un decreto ministeriale, gli aumenti della benzina, perché il prezzo era controllato. Si è falsamente pensato che con la liberalizzazione i prezzi dei carburanti potessero in un regime di libero mercato diminuire. Invece non è successo nulla di tutto questo. Mi ricorda un po' la famosa frase che con l'euro lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno di più, no? Tutte queste azioni propagandistiche, questi progetti che dovevano, strabilianti, che dovevano migliorare la vita dei cittadini, alla fine della fiera hanno portato solo
confusione. Analogo ragionamento va fatto per le bollette del gas e della luce, quando c'era un gestore unico controllato dallo Stato, era il governo che poteva incidere sui prezzi. Anche in questo settore abbiamo voluto a tutti i costi la liberalizzazione delle forniture elettriche e del gas, e vediamo la giungla che è diventato il settore delle forniture. Analogo caso è come quello della telefonia. Quando c'era la Telecom, era lo Stato che controllava e stabiliva praticamente i prezzi. Adesso, in un regime di libero mercato, cosa rimangono fisse? Le tasse. Tutto il resto è in funzione del prezzo al barile del petrolio e il guadagno dei gestori e delle compagnie petrolifere. Quindi le variazioni sono date appunto da quella parte variabile che non sono le tasse, perché le accise sono uguali in tutta Italia, e il prezzo del petrolio e del barile appunto in funzione di una quotazione ufficiale, come per il gas, quello di Amsterdam. Quello che rimane è l'aggio che ha la compagnia petrolifera e il gestore della pompa. Cosa è successo? Che questa libera concorrenza è gravata solo sulle spalle del gestore della pompa, quindi molte pompe di benzina, molti distributori hanno dovuto chiudere, perché in un regime di libero mercato, soprattutto nelle aree più competitive come possono essere le aree urbane, i gestori facevano fatica con i loro guadagni a coprirsi le spese. Quindi nelle zone dove c'è molta concorrenza vediamo che sono nate molti impianti di distribuzione self-service per eliminare al massimo le spese del gestore, quindi le spese del personale e le spese che un gestore può avere. Quindi con un impianto self si controlla da remoto, non c'è più bisogno dell'operatore. Quindi quegli investimenti che hanno fatto le compagnie petrolifere per queste isole self sono andati a discapito dell'occupazione dei gestori. Rimangono i gestori ancora nelle aree disagiate, nelle vallate. Noi in Piemonte abbiamo molte vallate alpine, quindi nelle vallate alpine se uno va e trova la benzina più cara, ma perché? Perché il gestore è disagiato in quelle zone, quindi necessita di un guadagno superiore, perché se noi imponessimo un prezzo più basso anche nelle aree montane, le aree montane non avrebbero più impianti di distribuzione. Quindi è stata fatta una liberalizzazione senza una pianificazione. E allora, poiché il mercato varia solo sul guadagno della compagnia petrolifera e sull'agio del distributore, è ovvio che in alcune zone, come succede per le nostre zone montane, che c'è una scomodità, quindi degli oneri superiori per poter mantenere in piedi una rete di distribuzione, anche nelle aree diciamo disagiate del nostro paese, quindi quelle che citavi tu, Calabria, le zone meridionali dove c'è meno smercio, meno guadagno perché le vendite del carburante sono inferiori, quindi ci sono altri parametri economici che entrano in questo libero mercato, per così dire. E allora in alcune zone è ovvio che il prezzo rimane superiore, perché le compagnie petrolifere hanno dei costi superiori per poter mantenere gli impianti di distribuzione in queste aree, chiamiamole tra virgolette disagiate, no? Quindi dove appunto non c'è un grosso afflusso di utenti come succede nelle aree industrializzate del nord, dove la mobilità è molto superiore e che quindi la concorrenza può essere effettiva. E allora proprio per questo che ci sono queste difficoltà e queste differenze di prezzo nel nostro paese.
nelle zone disagiate del nostro paese. Penso alle isole, quindi a gestire la distribuzione nelle nostre isole, anche se in Sicilia esiste una grossa raffineria a Brolo, però le politiche delle società distributrici, delle società petrolifere, in qualche modo non consentono di paragonare i prezzi delle aree industriali a quelle delle aree con minor utenza, chiamiamola così, con minor utenza e minor clientela. Per cui a questo va attribuito questa diversità di prezzi. Mentre una volta, quando il prezzo era stabilito dal governo, allora sì che si poteva mantenere un prezzo uniforme per tutta Italia, perché tutti i parametri che costituivano poi il prezzo finale erano condizionati appunto da delle scelte politiche. Sì, ma c'è anche un altro discorso, Arturo, scusa, io te l'ho chiesto anche come parere politico, ma se io a Catanzaro faccio 50 litri e a Torino faccio 5 litri, ma scusa, prendo sempre la benzina, perché io a Catanzaro lo uso di meno, la devo pagare di più? Cioè, non ho capito. Io parlo del prodotto. Il bicchiere d'acqua che bevo a Torino è lo stesso bicchiere d'acqua che bevo a Trapani o no? Cos'è? Diverso? Cioè, forse non mi sto spiegando. Qui noi parlavamo appunto del gas, della benzina, del metano, del gasolio. Cioè, ma non è lo stesso. O dov'è? Quando lo acquista, l'Italia acquista il prodotto, come lo paga il governo italiano? Perché dipendiamo dal governo o no? Politicamente che risposta dai politica, Arturo? Non dipende più dal governo, è come la bottiglietta dell'acqua minerale. Io non so se ti è mai capitato di girare nelle città turistiche oppure sul treno. Vado a comprarmi, ho sete, vado a comprarmi la bottiglietta di acqua minerale da mezzo litro e la pago 2 euro, 2,50 euro. Vado al supermercato e mi costa 0,30 e il prezzo è generato da questi fattori, no? È generato dalla particolarità del posto dove lo vendi. Quindi se nel nord una pompa di benzina riesce a vendere 5.000 litri di benzina al giorno, avrà un utile molto, seppur con un prezzo più basso, avrà un utile superiore rispetto al distributore che si trova sui monti della Sila in Calabria, che anziché vendere 5.000 litri di benzina al giorno ne vende 500. È chiaro che per poter mantenere l'azienda il costo dovrà essere superiore, perché la quantità di benzina venduta è nettamente inferiore e alcuni costi non sono comprimibili. C'è il costo del personale, il costo della corrente elettrica per mantenere acceso lo stesso orario, la pompa di benzina al nord. I costi, ci sono dei costi fissi. Chiunque abbia una partita IVA sa che ci sono alcuni costi che sono incomprimibili. Allora, quello che si può giocare è appunto sulla quantità. Perché i grossi supermercati riescono a fare prezzi inferiori rispetto al negozio dell'angolo? Perché vende quantitativi di merce superiore, quindi può accontentarsi di un margine molto più basso su ogni prodotto, perché poi alla fine i numeri sono talmente tanti che riesce a mantenere in piedi una struttura come quella di un supermercato. Lo stesso ragionamento non lo può fare il negoziante di quartiere che vende il suo prodotto e che ha dei costi di affitto, di corrente di riscaldamento e ha dei costi incomprimibili, per cui deve vendere per forza a un prezzo superiore la merce rispetto a un supermercato. Altrimenti, se noi imponessimo un prezzo come quello del nord, sparirebbero le pompe di benzina. Parlo della Calabria perché tu mi hai citato Catanzaro. A Catanzaro non ci sarebbe più nessuno che vende la benzina, perché sarebbe un'impresa economica che non sta in piedi, no? Perché non ha un utile
per poter mantenere in piedi l'impresa, no? E sono delle leggi economiche, no? Che il tornaconto è uguale al beneficio fondiario, una formula che ti porta ad avere un tornaconto. No, vabbè, vi hanno fatto il discorso terra-terra, Arturo, cioè io, Luigi, no? Prendo 800 euro al mese di pensione, io, e prendo la benzina a Torino o a Trapani, stessa roba, sempre con 800 euro. Quando però io compro la vettura, compro una Fiat 500, sia a Torino la pago 1.000.000, sia a Trapani la pago 1.000.000, perché quello è il costo della vettura, di come è stata fatta. Allora dov'è il problema? Io parlo di gente che insomma, allora perché non mi mettono la pensione in Piemonte e la diminuiscono in Calabria? Scusami, perché se io vado ad acquistare l'euro che spendo io a Torino è uguale all'euro che spendo a Catania o è diverso? Cioè, secondo ma tu a Moncalieri, quando compri e spendi 10 euro, non puoi prendere le stesse 10 euro e spenderli anche a Trapani o sono diversi 10 euro? Cioè, io parlo da cittadino, quello che mi è successo ieri, perché mi hanno detto, ricordaglielo ad Arturo, che io per esempio che sono un pensionato sia da una città che dall'altra e prendo 600 euro al mese da una parte e dall'altra, non me ne frega se la benzina quello deve costare. Se la benzina costa X, deve essere X per tutti. Ecco perché ti ho fatto la domanda. Io ti riporto quello che mi viene detto. C'è ancora un minuto prima dell'intervallo. Secondo te è sbagliato questo ragionamento? Cosa gli dobbiamo dire mercoledì quando vengono da te quello che hanno detto a me ieri? Come glielo riporti? Come glielo dici? È che non viviamo in un regime socialista, quindi viviamo in una società dove il libero mercato, dove per mantenere in piedi una pompa di benzina a Catanzaro costa di più che non per mantenere in piedi una pompa di benzina a Torino. Perché te l'ho detto, i guadagni sono diversi, per cui il conto economico non c'entra niente il pensionato prende dei soldi stabiliti dal governo e a meno che non vogliamo riprendere le famose gabbie salariali, quelle della Lega che venivano proposte ma con scandalo da parte dei sindacati. Ovviamente la vita in alcune parti dell'Italia costa di meno che non la vita al nord, anche perché il clima è diverso, l'illuminazione giornaliera è diversa, quindi una serie di fattori. Allora, se viviamo in un libero mercato dobbiamo osservare le regole del libero mercato. Il pensionato non è in un libero mercato perché ha uno stipendio, ha un contributo uguale per tutti, perché per la legge italiana tutti siamo uguali, è uguale per tutti, quindi il pensionato a Torino deve prendere come il pensionato a Catanzaro e quindi il pensionato a Catanzaro si confronterà da un lato magari con un maggior costo della benzina perché costa leggermente di più, ma dall'altro risparmia sul riscaldamento rispetto al Vabbè, Arturo, dobbiamo dare lo spazio di intervallo, poi ne parliamo nella seconda parte perché continuiamo. A voi studio, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora riprendiamo la seconda parte, Arturo, però io lo sai, no, che ho fatto il sindacalista negli anni 70, 80, 90, ma dicevamo sempre lo stipendio del lavoratore di una città, Milano, e quella di Avellino devono essere in proporzione ai costi della vita della città. Ecco perché allora quello che stai dicendo tu si riferisce al trattamento, perché dicevi per esempio per il riscaldamento a Torino si va sotto zero e a Catanzaro si va a 20 gradi sopra zero, quindi costa meno. Ma a me come cittadino non interessa quello, mi interessa il prodotto. Io ti ho solo detto gas, metano, benzina, cioè è quello che ti ho detto alla base, perché cioè, dovrebbe
È come quando tu dici vai a prendere un caffè in un autosalone, lo paghi così, vai a prenderlo all'autostrada, lo paghi così, vai sotto casa, lo paghi così, te lo fai in casa, paghi di meno. Ma bevi sempre il caffè o cosa bevi, Arturo? Dimmelo, va. Se tu vai a prendere la bottiglietta d'acqua all'autogrill, la paghi 3 euro sia a Torino che magari a Reggio Calabria, perché l'autogrill è gestito da una multinazionale che impone i suoi prezzi su tutto il territorio nazionale. Ma è una legge di mercato, lì c'è una concessione che viene rilasciata alle autostrade che possono gestire gli autogrill a quel modo lì. Cioè, e l'acqua è sempre lo stesso, il ragionamento, l'acqua che c'è dentro la bottiglietta d'acqua minerale è uguale sia a Reggio Calabria che non a Torino, però sono le leggi del mercato che impongono questo e sono dei condizionamenti, uno solo da non prenderla l'acqua minerale a 2 euro, si tiene la sete o beve alla fontanella, cioè nessuno ti impone in un regime di libero mercato di fare una cosa. Lo so che l'acqua è uguale il caffè sia a Torino, è ovvio che ci sono delle condizioni particolari. Tu vai a comprare la bottiglietta all'autogrill, vai nel centro di Roma a comprarti la bottiglietta d'acqua a un prezzo 10 volte superiore a quello che lo paghi nel supermercato. Ma questa è proprio la legge. Il governo dovrebbe intervenire, allora imporre i prezzi controllati dappertutto, cioè arriveremo a ipotizzare un regime socialista, no? Che noi non vogliamo. E il ragionamento quando tu facevi il sindacalista e che non è stato poi recepito da nessun sindacato perché sembrava una bestemmia, era quello proprio delle gabbie salariali. Allora al nord Italia la vita costa più cara ed era giusto che i lavoratori, i pensionati prendessero più di stipendio e di pensione rispetto a chi lavora nel sud, ma sembrava una bestemmia, la politica non ha voluto procedere in quel senso per l'opposizione ovviamente della sinistra e dei sindacati, e che quindi ci sono delle posizioni ideologiche che sono dure da morire, no? Quindi non possiamo fare il ragionamento di San Tommaso d'Aquino, che prima delle sue conferenze prendeva una mela, la metteva sul tavolo e dire questa è una mela, chi non è d'accordo può uscire, no? Cioè la benzina che la fornisco deve avere un prezzo, c'è un'ideologia dietro a monte che sottintende anche la ragione, no? Purtroppo o per fortuna, che non siamo in un regime socialista, il libero mercato è questo, e automaticamente se si facesse un libero mercato anche per il caffè sulle autogrill, e che quindi l'autogrill dovrebbe essere in concorrenza con il bar fuori dall'autostrada, anche i prezzi all'autogrill si abbasserebbero. Ci sono delle politiche e delle eredità che ci trasciniamo dal passato, dove ci sono dei vincoli. Ci trasciniamo la tassazione sulla benzina, per cui quella non è soggetta a libero mercato. Ci trasciniamo il problema che dobbiamo importare il petrolio solo da alcuni paesi e non dagli altri per via della guerra, e che quindi il prezzo è aumentato. E tu vedi che il libero mercato gestisce, non a livello italiano ma a livello internazionale, anche il prezzo del barile di petrolio, no? Quindi questo libero mercato che fa abbassare e alzare i prezzi del barile sono frutto appunto della domanda e dell'offerta. In Italia anche questo è frutto poi della domanda e dell'offerta, ma in Italia vale e lo Stato non c'entra nulla per questa parte. Per l'altra parte fiscale c'entra, ma su quello della concorrenza tra le catene, le grosse imprese petrolifere e appunto i gestori di queste imprese petrolifere. Quindi sono le imprese petrolifere che decidono. Noi purtroppo avevamo con Mattei messo su
una società petrolifera italiana che era l'ENI, e in questo modo si poteva condizionare anche le scelte delle multinazionali estere che erano in mano alle 7 sorelle, per cui si è iniziato quel processo lì. Purtroppo quel processo lì non si è evoluto. Anche in Italia abbiamo voluto poi privatizzare tutto in un'onda di privatizzazioni che sono state devastanti per la nostra economia, e adesso ne raccogliamo un po' i frutti, no? Se adesso, ci fosse scusa, ancora il regime perché se no il tempo vola. Parliamo anche di della- quello che è la nostra base di discorso, cioè il codice della strada. Senti un po', Arturo, qui dice un articolino che tu dai poi la risposta a tuo parere. Qui dice monopattini elettrici, ecco cosa cambia. Nel nuovo codice della strada, quello che siamo noi come base, no, per discutere, dice che cambiano diverse cose che lo rendono più interessante rispetto al passato. Poi tu mi spiegherai qual è il passato, qual è il presente e quale sarà il futuro. Dice che ci dovremmo abituare a degli stravolgimenti rispetto al passato, ma consapevoli di trovarci di fronte sicuramente a delle innovazioni di non poco conto, perché dice che i monopattini elettrici sono da considerarsi dei veri e propri mezzi a motore, qui tu starai godendo perché l'hai sempre insistito, per questo devono essere dotati, dice, di assicurazione, targa, frecce, che dice che questo è stato deciso per garantire maggiore sicurezza agli utilizzatori che si troveranno a muoversi per le strade, non a chi non lo utilizza, a chi lo utilizza, perché chi cammina senza avere il monopattino non corre rischi, tecnicamente dicendolo. Quindi sarà anche obbligatorio l'utilizzo del casco per chi guida il monopattino e anche per i minorenni che saranno con lui, minorenni. Scusa, si inizia a parlare anche di eventuali multe con una sanzione, qui poi spiegherai perché da 100 a 400 euro per chi gira senza assicurazione e una sanzione da 200 a 800 euro per chi non ha indicatori di svolta e di freno su entrambe le ruote. Spiegalo, Arturo. Quindi, tra le altre novità, dice, c'è anche il divieto generalizzato di sosta dei monopattini sopra i marciapiedi, cioè si potrà circolare sulle strade urbane con i limiti che viaggeranno sotto i 50 km orari. Insomma, arriva una nuova risoluzione che ci porterà a viaggiare con più misure di sicurezza per rendere il monopattino elettrico un mezzo che si muove per le strade a tutti gli effetti. Che ne dici di questo articolo, Arturo? È giusto, non è giusto? Ho capito bene, non ho capito bene? Come rispondi sia tecnicamente che politicamente a questa forma di nuovo codice della strada? Vai, Arturo. E oggettivamente il monopattino è un veicolo come tutti gli altri, come un motociclo a motore, ha un'altra forma. Quindi, oltre a quei dispositivi che hai citato tu, dovrebbe essere dotato anche di luci, perché di notte o si mette una norma che di notte non possano circolare i monopattini, ma se circolano di notte come i motocicli, le autovetture devono avere anche l'illuminazione per vedere dove vai, bisognerebbe che per i monopattini ci fosse anche questo obbligo. È un obbligo dovuto alla sicurezza, perché a me, come a tanta gente, sarà capitato di notte vedere un monopattino all'ultimo momento perché non è visibile, non ha i dispositivi di illuminazione, quindi mette a rischio la sicurezza di chi viaggia sul monopattino e anche di chi viaggia o in moto o in macchina, no? Perché all'ultimo momento ti sbuca una roba di questa, magari rischi anche l'incidente, per cui è una cosa buona, è un provvedimento previdente che va nell'indirizzo di evitare gli incidenti e le morti sulle nostre strade, per cui
io avrei ristretto i tempi, perché più si restringono i tempi, più la gente si deve adeguare in questo contesto, perché quando sono usciti i monopattini è stata una novità, no? Quindi tutti i comuni e soprattutto una parte politica l'ha presa come la soluzione per la mobilità dolce, no? La mobilità ecologicamente compatibile. E per cui tutti i comuni si sono gettati a fare contratti con queste società di sharing per i monopattini. Adesso è ovvio, la deregulation è finita, perché ci deve essere una norma anche per chi viaggia sulle strade e occupa le strade. L'unica preoccupazione è che appunto questi comuni, a mio giudizio, visto che la norma prevede che non si possano parcheggiare sui marciapiedi, che toglieranno un altro po' di spazi per i parcheggi delle autovetture, perché i comuni che hanno questa ideologia hanno già tolto parcheggi per fare i posti moto in tanti posti, in tante zone, hanno tolto dei parcheggi per fare le aree di sosta per le biciclette, hanno tolto parcheggi per lasciare lo spazio alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, per quelle poche auto elettriche che girano, hanno tolto spazi per le biciclette elettriche. Adesso li toglieranno, perché faranno i parcheggi riservati per i monopattini, quindi andranno ad assottigliarsi le aree destinate al parcheggio per le autovetture, perché l'obiettivo è quello di scoraggiare l'uso dell'autovettura. Allora, io voglio poi vedere quando un monopattino con la targa sarà equiparato a un ciclomotore, e come si potrà dire a uno: tu con il monopattino non commetti un'infrazione e tu col ciclomotore invece la commetti. Ci sarà, fortunatamente e finalmente, un'equiparazione davanti alla legge di tutte le forme di mobilità, quindi tutti quelli che vanno sulla strada devono avere certi requisiti di sicurezza. Io mi aspetto un ulteriore passo, e tu lo sai benissimo, che questo venga anche proposto per le biciclette elettriche, quelle a pedalata assistita, perché è un escamotage quello della pedalata, sono dei veicoli a motore, perché hanno un motore anche quelli, per cui tutti i veicoli che hanno un motore autonomo per far andare autonomamente il veicolo devono essere soggetti alle norme del codice della strada, per cui il prossimo passo che auspico è quello di imporre casco, targa e assicurazione, frecce e illuminazione anche alle bici elettriche, perché non è possibile che ci debba essere un regime particolare per alcune categorie di veicoli, che oltretutto costano quasi come un ciclomotore. Ci sono delle biciclette elettriche che costano di più di un ciclomotore, quindi non vedo perché tu che usi il ciclomotore perché sei in un'area disagiata, tornando al ragionamento di prima, magari sei in un'area di montagna e hai bisogno di spostarti, usi il ciclomotore e devi pagare bollo, assicurazione, mentre se tu hai una bicicletta elettrica tutto questo non lo paghi, quindi falsi anche il mercato, per cui d'accordo che oramai i produttori di motocicli e di ciclomotori in Italia sono rimasti pochissimi, perché sono tutti in mano adesso ai cinesi, ma anche le bici elettriche le fabbriche sono tutte in Cina, quindi equipari con la stessa tassazione gli stessi chi usufruisce delle strade pubbliche, quindi con quello che si ottiene dal bollo di circolazione si può andare a fare la manutenzione delle strade, perché abbiamo sì una mobilità ecologicamente, però ricordiamoci anche che la manutenzione delle strade in alcune parti del nostro paese lascia un po' a desiderare. Allora, sarà una fonte di introito fiscale ulteriore, e io spero che questa fonte di introito
fiscale superiore vada appunto a dare quella sicurezza sulle strade, che non è solo quella di prevenire la guida in stato di ebbrezza sotto le sostanze, ma anche quella di fare un'adeguata manutenzione alla rete stradale. E qui il codice della strada non dice nulla. Il limite del codice della strada in questo contesto non obbliga le amministrazioni comunali, provinciali o statali ad intraprendere un'opera di manutenzione adeguata per le nostre strade. Ma noi lo vediamo a Torino, in alcune zone dove, o anche nella nostra provincia, alcune strade che sono disastrate, e l'unica soluzione è quella di mettere dei limiti di velocità molto restrittivi, 30-40 all'ora, pur di non eseguire la manutenzione stradale. Per cui quello che stai dicendo è giusto. Difatti l'ultimo tema, perché il tempo vola, quello per esempio puoi spiegare agli ascoltatori. Qui dice le corsie preferenziali, dice che arrivano 3 nuovi varchi, quindi spiega anche cosa saranno le telecamere, perché dice che a Torino saranno attivi 3 nuovi varchi di controllo, per esempio in Corso Rosselli e in Largo Orbassano. Si tratta di varchi per il controllo degli accessi alle corsie preferenziali, e tu spiegherai quali sono, dove le telecamere risolveranno 24 ore su 24, rileveranno 24 ore i passaggi dei veicoli non autorizzati. Chissà perché non è autorizzato. Comunque dice dove saranno i varchi, e tu lo spieghi. I varchi saranno, dice, su Corso Rosselli, lato nord della carreggiata nord, nel tratto tra via Piazzi e Largo Orbassano. Poi il Largo Orbassano, lato est della carreggiata lato est, nel tratto compreso tra i corsi De Nicola e Rosselli, e lato ovest della carreggiata ovest, nel tratto compreso tra i corsi Rosselli e Adriatico. Questo è un casino, se ne Rosselli. Poi dice, sul posto è già presente a presidio dei varchi la polizia locale, che ha il compito di informare la cittadinanza. Succede questo? Risposta. Presidio che continuerà anche nei primi giorni di accensione dei dispositivi al fine di favorire una riduzione degli eccessi ed evitare multe. Quindi si corrono dei bei rischi, a quanto pare. Dice, questi 3 nuovi varchi seguono quelli già attivati a metà gennaio lungo il lato nord della carreggiata nord di Corso Vittorio Emanuele II, nei tratti compresi tra via dell'Arsenale e Corso Re Umberto, tra le vie San Francesco da Paola e Carlo Alberto, e tra le vie Falcone e Corso Ferrucci. Quindi l'obiettivo dei varchi è il rispetto delle corsie riservate, eliminando i transiti non autorizzati e migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico. Cioè lo fanno per avere più facilità per i mezzi pubblici. Dice il traffico irregolare, fanno sapere dal comune, è particolarmente di intralcio nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri, di marcia tra una fermata e l'altra e di attestamento dei semáfori. Cioè, queste novità sono fatte per agevolare i mezzi pubblici o per agevolare i cittadini o gli automobilisti. Cioè, queste corsie preferenziali, l'utilità c'è, non c'è, per quale motivo? A livello tecnico, voglio dire, tu sei un esperto, quindi puoi dare delle spiegazioni precise. Che ne dici di questi 3 nuovi varchi, Arturo? L'amministrazione comunale di Torino è molto solerte a creare le code, no? Abbiamo parlato la settimana scorsa di Piazza Baldissera, dove gli errori di programmazione e di progettazione portano a far subire ai cittadini tempi di percorrenza elevati, quindi con la formazione di code e quant'altro. E ovviamente Torino, non avendo una rete adeguata di tram in corsie proprie o di metropolitane, no? Come altre città,
anche perché noi abbiamo l'eredità della Fiat, noi abbiamo tante linee automobilistiche. In queste code ovviamente finiscono anche gli autobus del trasporto pubblico. E allora la genialata è quella che creiamo code ancora più lunghe perché togliamo una parte del sedime stradale per riservarlo al mezzo pubblico. Allora restringiamo tutte le corsie, quindi gli automobili faranno delle code ancora più lunghe, quindi tutti quelli che sono costretti a usare l'automobile proprio perché non hanno un servizio pubblico degno di questo nome a Torino, perderanno ancora più tempo in coda a fare code, mentre il mezzo pubblico in teoria solo in quei tratti, perché poi finirà negli altri ingorghi, avrà questa corsia riservata, che se da un lato potrebbe essere una scelta giusta, ma dall'altro tu dovresti creare le condizioni perché non si formino gli intasamenti, no? Ai semafori, e quindi non tieni cantieri anni e anni come il Lingotto, come in via Pio VII, l'autostrada delle acque, come in altre zone, come in piazza Baldissera. Tu programmi gli interventi per fare in modo di snellire il traffico. Ovviamente c'è sempre la chiave di lettura, che questo sia voluto per fare in modo di scoraggiare l'uso dell'autovettura ai cittadini, quindi costringerli a prendere il mezzo pubblico. Queste corsie è un'altra genialata per fare anche lì un po' di cassa, no? Perché adesso ci sono i vigili che daranno indicazioni e avvertiranno gli automobilisti, poi i vigili spariranno perché la polizia municipale a Torino, se non c'è un incidente o non c'è qualche manifestazione o qualche corteo, la polizia municipale è inesistente, no? Quindi oramai il controllo del traffico e delle contravvenzioni è eseguito solo da remoto, no? Quindi anche qui incentiviamo l'incremento del grande fratello, no? Quindi con telecamere che rilevano tutte le sanzioni andremo sempre a restringere gli spazi di libertà per i cittadini perché saremo controllati in tutto per tutto. Adesso verremo controllati anche se percorriamo una corsia riservata al pullman e allora all'autobus noi saremo registrati e saremo puniti perché abbiamo osato invadere il sedime della corsia riservata, magari non guardando le altre condizioni del traffico perché c'è un ingorgo e quindi uno deve spostarsi perché l'apparecchiatura elettronica non consente la discrezionalità che può avere un agente della polizia municipale per dire che l'automobilista è costretto e magari tu puoi giustificare il perché sei entrato in quella zona. No, è molto più semplice, non si discute più, non si perde tempo a informare il cittadino affinché non ripeta l'infrazione, è meglio sanzionarlo subito e chi non lo sa magari nella stessa giornata prende 3 o 4 sanzioni, no? E questa è la filosofia che è frutto di un'ideologia soprattutto della sinistra che deve a tutti i costi penalizzare il mezzo privato e favorire il mezzo pubblico, anche se a volte come a Torino il mezzo pubblico, il servizio pubblico lascia desiderare, perché io vorrei che la stessa attenzione venisse fatta sì per accelerare la velocità, ma anche dentro l'autobus, per vedere chi paga il biglietto, che io non venga scippato, che non venga aggredito e soprattutto controllare che tutti paghino il biglietto, perché non si può essere dalla parte della legalità e di alcuni principi solo per quando riguarda gli automobilisti, ma io vorrei la stessa sicurezza che si applica alla circolazione anche all'interno dei mezzi pubblici che, e lo vediamo in alcune zone, in alcune aree della città, questo non c'è. Però l'attenzione di
di chi amministra Torino è solo verso l'automobile, non per le zone degradate dove oramai la legalità è solo un principio, o dove chiunque può occupare una casa popolare, soprattutto se fai parte di certi gruppi etnici, mentre tu che usi l'automobile devi osservare rigidamente tutto quello che questi signori si inventano per poterti sanzionare, a te che sei automobilista, ma per tutti gli altri viviamo in un'altra repubblica. Comunque Arturo, sei stato gentile, cortese, hai chiarito bene, siamo già in chiusura. Ti ringrazio per aver accettato, sai che ti tocca farlo perché sennò non sapremo come accontentare. Speriamo di essere stati chiari e di essere chiari con chi ci ascolta. C'è la difficoltà di poter intervenire per dare magari qualche consiglio, qualche pensiero, qualche giudizio agli ascoltatori, però noi ringraziamo appunto Radio Libertà che ci consente di potervi parlare. Poi venite in ufficio, ci chiamate appunto privatamente e noi vi rispondiamo. Arturo, io ti ringrazio e siamo proprio in chiusura. Vai, grazie. Un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi, a risentirci a sabato prossimo. Buona giornata. Grazie anche a tutte le signore che oggi è festa della donna. Allora, io ringrazio la regista Zeva perché è grazie a lei che riusciamo ad andare avanti come se nulla fosse critico, però è difficile il collegamento, come ho detto. Oggi avremmo dovuto avere con noi Claudio Lipodio che resterà con noi perché fa parte della famiglia e purtroppo non avendo l'opportunità di usare Skype non possiamo metterci in collegamento. Dovremmo avere con noi anche altre associazioni, però una alla volta, non più di due, cioè bisogna stare molto attenti. Quindi chi vuole, ripeto, mettersi in contatto con noi deve chiamare il 328 07 15 232 o mandare tramite mail ufrapportisociali@libero.it le proprie richieste, le proprie domande, i propri pensieri, oppure venire, dopo che noi abbiamo preso l'appuntamento, a Lone in via Volvera 3, e noi siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì, a secondo delle persone professionali necessarie, dalle 14 alle 16. Quindi ringraziamo di cuore Radio Libertà, vi do appuntamento a sabato prossimo, avremo in collegamento anche altri personaggi perché se avviciniamo verso la dichiarazione dei redditi, quindi per il 5 per 1000, per il 2 per 1000, per la collaborazione, per la partecipazione eccetera, e per qualunque altro problema appunto, come ho detto prima, riguardante al sociale, al patronato, al legale, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, un abbraccio a tutti, buon proseguimento e arrivederci e ci sentiamo sabato prossimo. A voi studio. Avete ascoltato